Giorgio Iacolino, un impegno che ha dato i suoi frutti, ha dato i suoi risultati in tutto il collegio. Ecco, si aspettava così tante preferenze, sinceramente? Beh, devo dire che è stato un successo strepitoso. 25.000 preferenze sono il risultato di tanti amici che hanno dato fiducia a una giovane, fresca, che ha voluto mettersi in campo ancora una volta e metterci la faccia. Quindi io devo ringraziare tutti gli amici che hanno creduto in questo progetto giovane tramite la mia persona. Devo ringraziare tutti gli amici della provincia di Agrigento, perché 11.000 preferenze sono il risultato di chi ha lavorato bene e continuerà a spendersi per il proprio territorio. Questo le darà il buon viatico per un futuro politico che con questi risultati sicuramente l'impegno continuerà. Assolutamente, l'impegno continua e continua sia in Consiglio Comunale che alla Regione tramite il Presidente Miccichè, e in Europa adesso tramite il nostro amico Giuseppe Milazzo, che tramite il nostro contributo, che è stato decisivo, quasi 7.000 preferenze in provincia di Agrigento, hanno contribuito alla vittoria di Giuseppe. Quindi continueremo il nostro impegno e ringrazio sempre il Presidente Berlusconi e il Presidente Miccichè che hanno deciso di farmi scendere in campo.